Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti rigorosamente in diretta oggi venerdì 30 maggio 2025. A Milano ci sono non so quanti mila gradi, però la temperatura è molto molto calda. 27 gradi, e come dice il meteo, sembra quasi estate, anche se siamo sul finire della primavera, una primavera molto fredda e piovosa nel capoluogo lombardo, nella città meneghina, tanto per chi chiama sentire i sinonimi. Chi parla il vostro sparacazzare preferito, abbiamo detto, rigorosamente in diretta via Carlo Brero 41 dal bunker di Radio Libertà, lo storico bunker sempre di RPL in questo caso, il vecchio bunker di Radio Padania Libera. Abbiamo dovuto chiuderlo perché era pieno di amianto, purtroppo, anche se ci ho fatto 7 anni di trasmissione, quindi se è vero che c'era l'amianto, chissà tra qualche trentennio, se la guerra mondiale non ci sarà, come dicono diversi ascoltatori, che il 16 giugno dell'anno prossimo inizia la guerra mondiale. Ci avete chiamato in sette? Sì, ecco, d'altra parte del canone c'è Sveva che dice: ma sei sicuro? Sì, il 16 giugno 2026 il 15 giugno, scusate, 2026 ci hanno chiamato diversi ascoltatori per annunciarci che inizierà la terza guerra mondiale, quindi segnatevelo tra le cose più interessanti e mettetelo tra le cose più care. Anch'io l'ho messo tra le mie cose più care, anche se col caldo che fa ho paura che si sia un po' sbiadito e che orecchie per intendere intenda. Ecco, vedi, sì, mia moglie mi sa che l'ha messo in lavatrice perché si è appiccicato le mutande, così capite un po' dove l'ho messa sta cosa. Vabbè, della serie, vi rammento tutti che questo è il peggio del peggio di Radio Libertà. Qualcuno doveva pur farlo, un duro lavoro, ma è uno sporco lavoro, ma qualcuno doveva fare. In questo caso ci sono io, il vostro sparacazzate, anche perché siamo in un orario di pennica, quindi se non vi tengo svegli con le mie battutacce qua mi dormite tutti. 0292947222 per chiunque volesse intervenire in diretta e sgridarmi, 340 670 9659 il nostro canale WhatsApp per i più timidosi. Cari timidosi all'ascolto, 340 670 9659, ci scrivete quello che volete e noi vi facciamo parlare senza filtri né censure. E questo piccolo spazio che questa Radio Libertà, come dice il nome, Libertà, non è come la Casa della Libertà di Berlusconi, anzi, che Dio ce ne scampi. Qua la libertà è vera e c'è davvero, e non è perché c'è uno ricco sfondato che c'ha la Villa d'Arcore e un sacco di belle imprese, è una schiera di Lecca e ci siamo capiti cosa. Qua è Radio Libertà, ognuno può dire la sua nel limite ovviamente della decenza, quello sì. Se c'è qualcuno che mi chiama istigando genocidi vari o uccidiamo quello, uccidiamo quell'altro, sapete che no. Oppure se qualcuno c'ha un linguaggio un po' troppo spinto, già basto io. Ecco, su questo bisogna mettere i puntini sulle i e ci tengo a farlo. Allora, anche perché il sottoscritto scherza, comunque spara cazzate, già dice tutto. Senza filtri né censure, ecco, per tenere aperto questo piccolo grande spazio, vi rammento che sono un conduttore volontario, si sente, la qualità delle mie trasmissioni è pessima. Tuttavia ci sono dei professionisti, a partire dai nostri registi, la mitica Sveva, Natalia, Andrea, se non ero la mattina, sono dei ragazzi fantastici, fanno un lavoro pesante perché stanno ore e ore chiusi qua dentro in questo bunker mentre fuori c'è il sole, il fine settimana, durante le feste a fare la regia, perché qua si va in onda in continuazione, soprattutto il fine settimana. Voglio vedere altre radio che lo fanno, altro che Radio 24 che spara tutte repliche. E meritano di essere retribuiti. Questa radio poi ha tutta una serie di costi fissi, bisogna pagare le bollette, bisogna pagare l'affitto delle frequenze, perché sapete che si paga l'affitto, il canale televisivo, ci sono una marea di spese. C'è Vincent pure, che giustamente il mitico Vincent, che è l'anima di Radio Libertà, anche lui deve giustamente essere retribuito per l'opera preziosissima che presta. Tutti i jingle, tutti gli effetti musicali di questa radio sono tutte a opera del nostro Vincent, che saluto, e quindi il nostro direttore, l'amministratore, insomma c'è tantissima
gente in gamba che ha creato, che rende viva questa radio, che merita di essere retribuita per il proprio lavoro. E potete fare una cosa semplice, facile facile. Siamo in tempo di 7:30 di dichiarazione dei redditi. Andate al CAF, se siete pensionati non dovete pagare nulla perché già paga l'INPS per voi, sappiate, però ve lo dico io. Per tutti gli altri potete farla anche via internet al sito dell'Agenzia delle Entrate. Io l'ho fatta in un quarto d'ora, c'è quella semplificata che è facilissima da fare, e vi chiederanno a chi vuoi destinare il 2 per 1000 partiti politici se siete su internet. Invece se lo fate cartaceo lo scrivete voi. D come Dakar, la capitale del meraviglioso Senegal, oppure Dushanbe come la capitale del Tagikistan, oppure come Domodossola o Druentone, come ci amano dire gli ascoltatori che ci chiamano dalla provincia di Torino, ci siamo anche noi. Lo so, amici, vi ricordo sempre gli amici di Druentone, questa meravigliosa cittadina che è proprio un bijou. Ecco, se siete in Piemonte andate a vedere Druento, è carina, molto una bomboniera di cittadina nell'ovest torinese, ce ne sono sicuramente tante, però Druento merita. Ecco, le città con la D sicuramente me ne dimentico perché sono tantissime le località con la D di questo meraviglioso paese che va dalle Alpi a Lampedusa. Chiedo scusa se Dosimo, ecco, in provincia di Cremona, pure mi scrivono Dosimo, in provincia di Cremona. D43 non vi costa nulla, è totalmente anonimo e gran parte del contributo al 2 per 1000 per la Lega, per Salvini Premier, va proprio a mantenere aperta e viva questa piccola grande radio. Ne vale la pena. Veramente anonimo e non vi costa nulla. È anonimo, cioè i funzionari dell'Agenzia delle Entrate o quelli della CGIL non sapranno mai a chi vanno i vostri soldi, e poi è totalmente gratuito, quindi per favore fatelo, non per lo sparacazzate che viene qua di sua sponte volontario, ma tutte le persone che lavorano, si danno da fare, si fanno il mazzo, come si usa dire in alcune zone del paese, per tenere aperta questa radio che è diversa dalle altre, che dà la possibilità di esprimersi e di esprimervi e di esprimersi a tante persone in gamba che però, insomma, nei media tradizionali la voce non la troverebbero, e quindi è un piccolo angolo di libertà senza filtri né censura, perché sfido chiamatemi 0292947222, sfido a dirmi il nome di un'altra radio che vi fa parlare senza filtri né censure. Ok, dopo questa carrellatona di come si chiama? Questa carrellatona di apertura della radio. A breve ci raggiungeranno anche gli altri co-conduttori, chi da una parte e chi dall'altra. Le notizie da dare sono tante. C'è il decreto sicurezza che è stato approvato dalla Camera. Evidentemente, visto che è così osteggiato dai soliti noti, gente che occupa le case, gente che è abituata a fare quello che vuole, qualcosa di buono ce l'avrà, penso. Vediamo, insomma, al Senato deve essere riapprovato, cioè deve fare il passaggio al Senato per l'approvazione definitiva che lo converte in legge, se non verrà modificato. Così funziona il sistema legislativo italiano, il legislatore così funziona, 2 rami. E c'è anche il fatto che ha fatto il Consiglio d'Europa, insomma, che dice che le forze dell'ordine italiane sono razziste e profilano ovviamente solo quelle italiane. Se voi andate in Germania non vi profila nessuno. Invece vi dico io, provate ad andare in Germania e avere il colore della pelle un po' più scuro. Chi vi parla ha il colore della pelle olivastro, pur essendo italiano da sempre, sono più scuro rispetto all'italiano medio. No, cioè non è che c'ho qualche nonno abissino o altre cose, o che lì c'ha il nonno marocchino. No, non è così, mio nonno era pugliese, pace all'anima sua. Però andate in Germania e poi vedete la profilazione razziale, cosa significa nelle altre parti d'Europa. Andate in Francia alla frontiera e anche là vedete se siete un po' più scuri, se non vi fermano i gendarmi francesi. Per carità, sono il top, faccio un saluto alla Police Nationale e alla Gendarmerie, perché hanno un grado di professionalità elevatissimo. In Francia la situazione è davvero esplosiva.
il tasso di suicidi delle forze dell'ordine in Francia è ben più alto di quello italiano, perché c'è la guerra in Francia, sapete benissimo, le banlieue, quel poco che ci fanno vedere, però vi assicuro che la tensione sociale è decisamente alta, anche perché i francesi non è che scendono in strada solo per andare, insomma, per il calcio come si fa qua in Italia. I francesi scendono in piazza per difendere i loro diritti e hanno una tradizione ultrasecolare di difesa dei diritti. Ma Sveva, dall'altra parte del Cairo Legnoso, mi dice che abbiamo già la prima chiamata della serata. Quindi buonasera, chi è e da dove chiama? Sì, buonasera Carbonara, sono Giampaolo Bernasconi, chiamo da Falopio in provincia di Como. Buonasera. Buonasera, vabbè, intanto è vero che questa radio è l'unica radio senza fili, cioè senza fili, senza censura. E anche senza Adesso fili, no. però, diciamo anche senza fili, perché qua ci sono solo antenne, quindi mi piace questa sottolineatura. Senza dubbio, era una defiance, un lapsus freudiano, quindi non mancano anche i fili. Comunque volevo dire due cose veloci. Cioè Radio 24, non provate neanche a telefonare a Radio 24 perché vi chiedono prima cosa volete dire, la carta d'identità. Se telefonate a Tele Lombardia, idem. Comunque volevo dire due cose, una sulla deindustrializzazione e uno su un libro che è appena uscito. Sulla deindustrializzazione, l'altro giorno sta parlando di economia, uno specialista, adesso non mi ricordo come si chiama, che diceva che la deindustrializzazione non era un complotto. Ecco, io volevo solo dire che non è stato un complotto la deindustrializzazione, che però è stata una cosa voluta politicamente, in particolare voluta politicamente da Bill Clinton, e cioè dalla sinistra che nel 1994 ha firmato il GATT, che ha reso possibile le localizzazioni nei paesi dell'est e in Cina. Questo per dirlo, perché poi sembra quasi che le cose piovono dal cielo, non piovono dal cielo, sono volute politicamente. Però carissimo, ti posso dire una cosa. Un libro che è appena uscito di Luciano Balbo, Prima che tutto crolli, che la dice lunga sulla situazione in cui siamo. Non si intitola non a caso Prima che tutto crolli, perché la situazione finanziaria, si dedica alla finanza, questo libro. La situazione dei mercati finanziari è molto grave. Luciano Balbo è molto autorevole. Grazie, buongiorno. Carissimo, vorrei rispondere a questa osservazione che hai fatto e poi passiamo la linea ai miei co-conduttori. Salutiamo Alessandra Mori, a cui diamo un abbraccio strettissimo, pieno di baci. Però la trasmissione che fa Alessandra Mori è una trasmissione che ha tutt'altra linea rispetto che la nostra, anche lei immagino linea di conduzione ovviamente che è completamente diversa dallo Spazio Più. Ci teniamo noi e ci tiene soprattutto lei a specificare la cosa, quindi per gli ospiti che ha e per le idee che espongono, mi sembra più giusto che voi, cioè, carissimo, si chiami durante le trasmissioni di Alessandra Mori per esporre, insomma, queste cose qua. Noi dal campo del lavoro e dell'economia reale, che vediamo io e Mimmo soprattutto e io, abbiamo un'idea di economia, di realtà che può essere diversa da quella degli ospiti di Alessandra Mori. Noi ospitiamo tutte altre persone. Ecco, il bello di questa radio che è un piccolo villaggio gallico. Ci sono tante idee diverse che possono trovare, insomma, realizzazione. Quindi voglio ancora salutare Alessandra Mori e voglio dire al nostro Bernasconi grazie per la puntualizzazione, però siamo due trasmissioni completamente diverse e quindi chiama se puoi alle trasmissioni di Alessandra Mori, perché è giusto che queste osservazioni vengono fatte direttamente a lei e ai suoi ospiti e non a noi che insomma ci centriamo poco in questo caso. Però grazie, perché vuol dire che ci ascoltate e voi siete la risorsa più importante per questa radio, perché una radio che non ascolta nessuno non avrebbe senso di vivere. Mimmo, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. A breve ci dovrebbe raggiungere anche l'altro co-conduttore Antonio Fellone, che oggi appunto ha avuto qualche imprevisto. Insomma, infatti si è fatto sentire solo pochi attimi fa. Allora, questa è la trasmissione dello Spazio Più Sinappe, cioè il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, e quella trasmissione che da ormai più di 8 anni noi dedichiamo appunto agli uomini, alle donne e agli uomini in divisa che fanno questo lavoro a volte molto ingrato di poliziotti penitenziari. Dico molto ingrato perché si ritrovano a fare un lavoro molto duro, molto complicato e poco apprezzato, soprattutto poco apprezzato
certe opposizioni italiane e soprattutto dalla Commissione appunto dell'Unione Europea, che si permette di venire a sindacare su quanto sono Non è o la Commissione meno. europea, Mimmo, è il Consiglio d'Europa, che è ancora peggio, che come ha ricordato l'ex direttore, anzi il direttore eterno di Radio Libertà, il segretario federale della Lega nonché ministro dei trasporti, Matteo Salvini, è un organo che serve poco o niente, però l'Italia continua a pagare. Allora mi permetto io di consigliare al governo di ritirarsi dal Consiglio d'Europa, che vede solo e soltanto quello che accade in Italia e non negli altri paesi europei. Ti posso correggere, Federico, tu hai detto una cosa, ci hai riferito a un'affermazione di Matteo Salvini. Beh, non è vero quello che ha detto Matteo Salvini, perché a qualcosa serve a pagare dei mangiapane a tradimento, o che se no potrebbero appunto tranquillamente andare a chiedere la carità. Una volta tanto Matteo Salvini una fesseria l'ha detta anche lui, cioè tutti comunque servono, perché queste sono o commissioni o Unione Europea o quel cacchio che sono tutti organi, sono tutte istituzioni che pare che come unico compito si siano assunti quello di prendere e farci finire nella cacca. E pare che sia una cosa che appunto fanno con estrema cura, attenzione, cioè l'Italia non sfugge mai a queste boiate pazzesche. Cioè, dico, non riesco a capire come non si vergognino di fare certe affermazioni. Sì, 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 sì. È da capire appunto, però con i soldi degli italiani vengono mantenute tutte queste persone a far cosa non si sa, in quello che dovrebbe essere l'organo che tramite il Trattato Europeo per i diritti dell'uomo, la famosa CEDU, che insomma non mi ricordo cosa vuol dire la C, ecco perché siamo la trasmissione peggiore, vedete come... tramite la Corte europea per i diritti dell'uomo, il Consiglio d'Europa dovrebbe vigilare che in tutti i paesi aderenti, insomma, i diritti umani vengano rispettati. Sappiamo benissimo che questo non è assolutamente vero. E mi piacerebbe che questi giudici del Consiglio d'Europa, questi fenomeni che fanno certe affermazioni, si facessero un giro anche in Francia o in Germania, dove ti ho appena detto, Mimmo, che il sottoscritto in Germania ci sono più volte e avendo un colore di pelle un po' più scuro rispetto alla media italiana, è stato fermato un sacco di volte dai signori poliziotti tedeschi che quando gli fa comodo pure si girano dall'altra parte. Vi assicuro che in questo caso la sicurezza che c'è nel bel paese è ben più elevata di quello che c'è in Germania e i risultati si vedono con i numerosi attentati che purtroppo si susseguono insomma, nella Repubblica Federale. E davanti a tutti si facessero un bel giro. Se non sbaglio dovrebbe essere in collegamento con noi anche Antonio Fellone. Non lo Prova so. a chiedere Antonio. alla regista. Buongiorno. Ecco, come al solito, ciao, ragazzi. Antonio è in diretta da uno scantinato, in questo caso ci ha detto che è uno scantinato della Val Brembana. Se può mettersi in un posto... Hai sbagliato, il posto è sbagliato. Val c'è, ma non Brembana. Val... Dai, vedete se ci arrivi tu. Valla a capire dove. Valca Io penso che tu sia ancora a Napoli a festeggiare. Valca Monica! Sono in Valtrumpia. Valtrumpia. Buongiorno a tutti ragazzi, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica comunque al mondo carcere, alla polizia penitenziaria. Io sarò sempre grato a Radio Libertà. Prima facevo una riflessione, sono anni, circa 8, che io, Mimmo e Federico combattiamo con questa radio, e Radio Libertà ci dà sempre spazio. Vabbè, poi i risultati sono stati straordinari, perché ci tenevo a farlo sto passaggio, perché girando spesso negli istituti, e non solo al nord, ma tanto anche al centro e al sud, mi capita spesso di incontrare i colleghi nei reparti dove dicono: io vi ascolto, bella, finalmente c'è qualcuno che parla della polizia penitenziaria, del carcere, ma giustamente essendo tecnici voi siete gli unici che riuscite a dare comunque quella che è la realtà dei fatti, e queste per me sono soddisfazioni, perché i colleghi hanno bisogno di sentirsi tirati in ballo, hanno bisogno di ascoltare la realtà dei fatti, la realtà del mondo carcere. Noi sono 8 anni che lo facciamo, e quindi la soddisfazione è mia, ma certamente è di Mimmo e di Federico, perché comunque ci deve rendere orgogliosi di quello che facciamo, perché offriamo un servizio ovviamente del tutto gratuito. È un servizio che è molto apprezzato da Bolzano a Canicattì.
e questo per noi è veramente una bella soddisfazione. Ci tenevo a fare questo passaggio perché ultimamente mi è capitato spesso, sia al centro che addirittura al sud. Ci seguono tantissimi, i colleghi ci ringraziano per il servizio che offriamo. Antonio Fellone, ti devo fare un'osservazione. Io ho messo di citare le isole. Significa che tu, nella tua attività di sindacalista, le isole non te le stai filando di pezza. Le patrie galere italiane sono sparse anche su isole. Tu sei arrivato fino a Trapani, ma ci sta anche la Favignana, o giù sbaglio? Antonio? Canicattì è Sicilia, e di conseguenza rientra anche Favignana. No, ci stanno pure quelle più piccole, insomma. Rientra sempre nella Sicilia, no? Quindi comunque non so se avete già dato la notizia degli arretrati, Fede? Sì, no, la diamo dopo, perché prima volevamo parlare delle cose più serie, anche perché ci sono tutti i giornali italiani che aprono con l'emergenza carceri. Vorrei dire 2 anni e mezzo, Fede, che aprono con l'emergenza carceri, da quando c'è il governo, questo governo. Quindi siamo ormai abituati. Sì, fino a 2 anni e mezzo fa del carcere nessuno gli fregava. Anzi, facevano una pazzerella con i detenuti e se ne andavano. Oggi sono tutti attenti a quelle che sono le problematiche del mondo carcere, tutti indistintamente. Invece qualche anno fa solo una certa parte politica ha attenzionato i reali problemi. Io onestamente sto facendo a meno di leggere perché sono stufo e stanco di leggere sempre solo le stesse cose. Emergenza carceri, suicidi. Tutta questa pressione perché c'è una certa parte politica che ambisce al solito un indultino o altro. No, basta, perché parlano i numeri e non lo dico io, ma lo dice la gente che ci lavora all'interno delle carceri. Voglio dire, a noi serve solo esclusivamente attenzione vera, non chiacchiere sui giornali, che poi sono sempre gli stessi e dicono sempre la stessa cosa. Quindi tutto ciò lascia il tempo che trova. Agli operatori che nel quotidiano fanno sacrifici all'interno degli istituti penitenziari non interessa più quello che dice l'Unità, il Domani o chi più ne ha più ne metta. Quindi il Fatto Quotidiano o altri giornali che cavalcano ormai dalla nascita di questo governo la questione emergenza carceri, però fino a qualche anno fa non c'era emergenza carceri, ovviamente, perché c'era qualcun altro al governo. Quindi ripeto, ma quello che sto dicendo io lo sento spesso dai nostri colleghi, Fede, sul territorio, perché se non stanno gliene frega più nulla. Cioè, se oggi noi andiamo a guardare qualsiasi tipo di articolo, qual è il problema principale? Qual è l'interesse? Svuotiamo i carceri. Ma che devi svuotare i carceri? In carcere c'è gente che ha sbagliato, in carcere c'è gente che ha fatto danno ad altre persone. Antonio, i carceri, pensiamo alle persone che hanno subito da questi hanno subito reati, pensiamo alle persone che fuori stanno soffrendo, pensiamo alle tante persone che hanno subito reati gravi da queste persone. Quindi pensiamo anche ai governi che hanno permesso questo, allo Stato che ha permesso questo, perché ricordiamo che qua uno può essere bravo e buono quanto vuole, ma se lo Stato permette di fare certe cose è ovvio che poi c'è qualcuno che se ne approfitta, e questo va anche ricordato, visto tutto quello che si dice, Antonio. Tuttavia anche il governo parla di emergenza carcere. Ho sentito una intervista al vice ministro della giustizia Sisto questa mattina sulla concorrenza su Radio 24, anche lui insomma dice il governo ha investito, ha messo tante cose, è verissimo, mai nessun governo ha investito così tanto nella gestione delle carceri. Ricordiamo che ha completato le assunzioni di tutta la pianta organica per i funzionari psicopedagogici, ossia gli educatori. Verissimo, ha assunto un sacco di direttori, quasi tutti, ha assunto tutti i commissari mancanti, sta assumendo tutti i sottufficiali mancanti che mancavano da anni. Il problema, Antonio, è che in 12 anni di governi non eletto da nessuno, il sistema penitenziario è andato a farsi benedire, ecco, per non dire una parolaccia. E quando c'è un'emergenza che va avanti da 20 farsi anni... fottere non è una parolaccia, Federico. No, farsi vabbè. fottere Volevo essere aulico, Mimmo, per una volta, volevo sembrare una persona studiata, però il problema c'è, caro Antonio, che la gente vede e poi vota. Se il governo fa le stesse cose del PD, vota l'originale. Vediamo quello che è accaduto a Genova. Qua la gente ci chiama, dice dovete muovervi, non è che qua non andiamo più a votare.
noi registriamo il malcontento delle persone che ci chiamano e ci messaggiano al 340-670-9659. Qua c'è un'emergenza, in questo paese si commissariano aziende, si commissariano regioni, comuni, province, di tutto e di più. Tuttavia la paura mia, caro Antonio, è che il sistema dopo 12 anni insomma si è slabbrato, ecco, per dirla, si è talmente compromesso che difficilmente ritornerà a essere funzionale, e a mio modesto parere, visto che c'è un'emergenza in corso, vanno prese misure emergenziali, perché la gestione ordinaria, a mio modesto parere, non basta più. E l'ultimo spettacolo sceno a cui abbiamo assistito è Sergio Mattarella, che all'improvviso si è ricordato che la polizia penitenziaria è una forza armata, che non è, perché è un corpo civile militarmente organizzato. Attenzione, non è una forza armata come la polizia di Stato, non è una forza armata, e ha preteso di nominare il capo del DAP, un magistrato che ha sempre fatto giustizia civile in vita sua. Ecco, caro Antonio, io sono senza parole. Purtroppo la realtà supera sempre le nostre fantasie peggiori. Vengono fatti decreti di sicurezza, decreti su ogni cosa, come un decreto sull'emergenza dell'amministrazione penitenziaria, perché purtroppo problemi seri ci sono. Abbiamo colleghi che appena arrivano si dimettono, un motivo ci sarà, per carità, tante belle cose, ma se stai bene sicuramente non lasci il lavoro in cui stai. È una situazione che soprattutto l'estate tende a esplodere. Ecco, visto che siamo prima dell'estate, secondo me qualcuno si dovrebbe muovere d'anticipo. A mio modesto parere, i mezzi ordinari per gestire l'emergenza non bastano più. Fede, sì, concordo, ma ci tengo a precisare una cosa. Quando tu mi parli di dimissioni di colleghi, non mi trovi d'accordo, perché io parlo con numeri alla mano e non... le dimissioni dei colleghi o delle colleghe arrivano semplicemente perché questi signori hanno vinto altri concorsi. Quindi non si dimettono perché il lavoro non gli piace. Anton, ma perché sono più attrattivi gli altri corpi rispetto alla polizia? Vabbè, Scusami, no, permetti la domanda. Evidentemente si sta meglio, scusami. Te la faccio a te la domanda: perché sono più attratti da altri corpi rispetto alla polizia penitenziaria? Posso rispondere senza peli sulla lingua? Posso dirlo? Perché c'è più formazione, più preparazione, perché viene garantito riposo settimanale. Viene garantito, c'è una chiara gerarchia, mentre in carcere non si sa nemmeno chi comanda, e vado avanti se vuoi per ore e ore. No, Fede, permettimi, ci siamo a fare una chiacchierata tra amici. Non è così, semplicemente perché ho amici nelle altre forze di polizia, e non è certamente questo. Scelgono le altre forze di polizia semplicemente perché secondo loro è un lavoro più operativo, secondo loro è un lavoro che comunque fai su strada, sai, tutti da piccoli, no? Lasciamo con il fatto, il poliziotto, il carabiniere. Il nostro Antonio, forse perché è un lavoro più pulito ormai, perché le carceri sono diventate delle discariche umane, perciò i poliziotti penitenziari trovano le peggio fetenzie. Ma a proposito di discarica, la chiudiamo un attimo perché deve passare il camion della pubblicità. Torniamo subito. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Riparte lo spazio più, la trasmissione di scarica di Radio Libertà 0292947222 340670969 per chi preferisce la termovalorizzazione. C'è il nostro canale WhatsApp 340670969 collegato direttamente con Figino Serenza, il termovalorizzatore di Milano. Per la discarica ci siamo sempre noi. Mimmo Magnetta e Antonio Fellone, segretario generale del SINAP, nonché capo del Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega per Salvini Premier. Così abbiamo messo tutti i puntini sulle i. Torniamo e cambiamo argomento, tanto qua ci giriamo sempre intorno. Forse un giorno poi qualcuno se ne accorge, forse Elly Schlein quando tornerà al governo ci penserà lei, visto che sta già distribuendo le cariche tra gli amici del PD, perché loro sono convinti di tornare dopo che hanno vinto a Genova. E chi lo sa, forse ci torneranno. Tuttavia bisogna prepararsi per tempo, così la penso io. Non facciamoci trovare impreparati al ritorno di Elly. Sappiate che il 2 giugno porterà la sua compagna a farsi conoscere dal presidente Re Sergio Mattarella, che ormai da più di 10 anni Presidente della Repubblica, record. Nemmeno un monarca resta 10 anni a fare il capo dello Stato, ma questa è una repubblica, così dicono, e andiamo avanti così. Cambiamo discorso, Antonio e Mimmo. Allora, la Convenzione europea per i diritti dell'uomo, insomma abbiamo detto il Consiglio d'Europa, quindi dice che i poliziotti italiani sono razzisti perché profilano la gente con la pelle scura o con la pelle che ha una gradazione un po' più scura. A parte che io sono un esempio, noi italiani abbiamo un sacco di gradazioni diverse della pelle. C'è chi vive in Valtellina o in Alto Adige che ha la pelle chiara chiara. Già chi vive ad Asiago può avercela un po' più scura, perché ci sono anche i montanari abbronzati. E poi man mano che si scende a sud c'è gente bionda con gli occhi azzurri come Mimmo Magnetta, che è di San Severo, provincia di Foggia, e c'è gente che, pur essendo nata a Vicenza, ma figlia di meridionali come il sottoscritto, è scura, che quando va in Germania lo fermano ogni 3 metri. E quindi volevo chiedere prima ad Antonio, poi a Mimmo Magnetta, se è vero quello che dice il Consiglio d'Europa. I poliziotti italiani sono razzisti? Antonio, tocca a te rispondere. Sì, ci sono. Ma questo è un argomento che noi abbiamo già trattato in passato, Fede. Ma un argomento recidivo, è un po' come i detenuti in Italia. Sì, ho letto, altro che siamo razzisti, hai voglia, basta guardare tutte le aggressioni che subiscono i poliziotti, diciamo le forze di polizia sul territorio e la polizia penitenziaria all'interno degli istituti penitenziari. Quindi altro che razzisti, siamo noi che pigliamo schiaffi in continuazione, ripeto, sia sul territorio che all'interno degli istituti penitenziari. Io questi scienziati ancora una volta non li capisco, perché sicuramente chi parla di queste cose semplicemente perché non conosce la realtà della situazione. Io sarei più per mani libere alle forze di polizia, perché comunque è arrivato il momento di dare a Cesare quel che è di Cesare, è arrivato il momento che un poliziotto deve fare seriamente il proprio lavoro, perché altrimenti il rischio è concreto che noi nel quotidiano prendiamo schiaffi sul territorio e all'interno degli istituti penitenziari. Quindi altro che polizia penitenziaria razzista. E come no, ripeto, basta andare a guardare tutti gli interventi che si fanno sul territorio e gli interventi che si fanno all'interno degli istituti penitenziari. Cioè, soprattutto persone straniere che ci aggrediscono in continuazione. A me personalmente è capitato anche fuori dal servizio 2 o 3 volte sotto le stazioni di varie città. Quindi di cosa stiamo parlando? Io a questi scienziati gli metterei una divisa addosso e li farei lavorare o per strada, soprattutto di sera, soprattutto nelle zone delle stazioni di alcune città, o all'interno degli istituti penitenziari in prima linea a combattere con 50, 60, 70, 80 detenuti, la maggior parte dei detenuti stranieri, non avvezzi al rispetto delle regole, non rispettosi per lo Stato che li ospita e per la divisa, quindi noi. Quindi, ripeto, è un qualcosa di talmente falso che chi scrive queste cose si dovrebbe solo vergognare. Mimmo Magnetta.
Secondo me questi manco sanno che cos'è il razzismo, insomma. Io razzismo penso di averlo subito quando bambino appena di 4 anni fui portato a Milano dai miei genitori. Io subì il razzismo perché appunto a Milano venni chiamato polentone, quando tornavo in Puglia in vacanza mi chiamavano, anzi a Milano mi chiamavano terrone, quando tornavo in Puglia in vacanza mi chiamavano polentone. Il razzismo l'ho subito perché appunto a noi meridionali emigrati al nord non ci venne offerto il Monet Poche, non ci venne offerta l'assistenza che tante di queste persone di cui usufruiscono oggi. Il problema è, come dice giustamente Antonio, tanti arrivano in Italia, trovano il paradiso e non hanno manco la eleganza, l'educazione di avere rispetto per questo paradiso, perché l'Italia è un paradiso sia in libertà e che anche in galera, anzi in galera forse meglio ancora, perché se in galera appunto già fuori possono fare quel cazzo che vogliono, passatemi il francesismo, figuriamoci in galera soprattutto se la maggior parte dei detenuti stranieri che sono appunto nelle prigioni italiane, in pratica non avendo nulla da perdere, fanno i loro porci comodi, insomma, per cui in pratica Ecco. poi per giunta, ecco, poi arrivano organi esterni alla nostra nazione che si permettono di dire certe minchiate. Ecco, io a queste persone, tu hai detto, io gli proporrei di mettersi una divisa oppure di mettersi fuori, io gli farei fare 6 mesi di galera, cioè io gli manderei, l'ha fatto qualche radicale, mi pare che se fatto un Natale, un Capodanno in galera, in cella con gli altri detenuti, e a questi li metterei per 6 mesi in galera, gli farei fare pratica in galera e gli farei fare pratica, vabbè, perché sono una persona corretta, gliela farei fare da diciamo dalla parte di chi custodisce i detenuti, gli farei fare loro gli scopini, portaviti, portapranzo, perché così potrebbero conoscere quella che è la realtà appunto della prigione, e poi di conseguenza anche diciamo poi esprimere un parere appunto con dati di fatto. E poi sai come fanno gli studenti di giurisprudenza? Vengono presi, vengono mandati nelle prigioni a fare un giro, vanno a fare la pratica, vanno a fare lezioni in prigione. Ecco, io li farei fare a tutti questi politici. Prima di parlare, qualsiasi politica, non mi riferisco solo ai politici italiani, ma mi riferisco appunto ai politici anche di tutta Europa, ci metterei anche di tutti gli altri continenti, ci metterei dentro anche gli Stati Uniti. Ecco, io consiglierei a tutti quanti di fare una pratica. Ci fu un film, quello con Brubaker, quello che era il direttore del carcere, di uno dei carceri più duri americani, che era, chi era quell'attore che lo impersonava, quello biondo, simpatico, praticamente, che era andato a fare, che era stato nominato direttore di questa prigione e ci andò appunto invece come detenuto. Ecco, io a queste persone che si riempiono la bocca di tanti argomenti che non conoscono, inviterei a fare un po' di pratica. Comunque, vabbè, volevo approfittare del tempo di questi pochi minuti che abbiamo per ricordare a tutti di andare al mare invece che andare a votare per i referendum. Tra l'altro ho un contributo audio-video molto interessante che, visto che noi siamo comunisti padani, vorrei mandare, perché c'è uno che è molto vicino alle nostre idee, no scherzo ovviamente, però c'è un grande che viene dalla sinistra, quella vera, che vuole dirvi qualcosa in merito ai referendum, e quindi lo facciamo ascoltare, se sveva avanti col contributo audio-video. 8-9 giugno. Lo sapete perché la CGIL e il PD spingono tanto? La CGIL perché fa tante tessere ai 2,5 milioni di immigrati che verrebbero inseriti nella cittadinanza. E il PD vuole i voti. Sveglia, non andate a votare. Ecco ragazzi, avete appena sentito un comunista con la C maiuscola, è Marco Rizzo. Marco Rizzo. Allora, io e Mimmo siamo comunisti padani, Marco Rizzo è comunista vero. Se ve lo dice anche lui che vi stanno a pia per il naso, come dicono a Roma, un motivo c'è. Per una volta andate al mare, fate le grigliate, andate per funghi no, perché ormai se piove i funghi, quelle funghi sono buone. Insomma, si possono fare tante cose. Rizzo, il senatore Razzi, tipo andare per le vacche.
quelle vacche in Abruzzo è pieno di vacche. Lo sapete, Federico e Antonio, lo sapete che ieri è capitato di incontrare due persone, due extracomunitari che sono perfettamente integrati qua in Italia. Uno è dello Sri Lanka, e sono 20 anni che sta in Italia, l'altra è una ragazza dell'Ecuador che è arrivata a 4 anni, e quando aveva 4 anni, adesso appunto c'è anche lei quasi una quarantina d'anni, e quando lei appunto ha avviato la pratica per la richiesta della cittadinanza, e quando gli ho detto scusa ma tu sei d'accordo sulla cittadinanza 5 anni? Dice no, non è secondo me è una cosa non giusta, perché appunto poi arrivano qua anche persone che non hanno nessuna preparazione su niente, è giusto che uno la cittadinanza se la conquisti. Beh, queste cose me le hanno dette due cittadini extracomunitari, una dell'Ecuador e l'altra appunto dello Sri Lanka. Cioè gli stranieri che sono arrivati in Italia e che si sono integrati sono i primi che invece sono contrari a queste cose, anzi sono stati anche i primi che, per esempio, questo lavoratore dello Sri Lanka mi ha detto sai io vivo a Rozzano, e dice la mitica Rozzangeles, sì. Io quando finisco di lavorare qua, finisco tardi, quando arrivo a casa, quando scendo dal mezzo fino a casa mia, che è una casa popolare, scendo e non guardo nessuno, perché con tutti questi extracomunitari che ci sono, balordi uno peggio dell'altro, se mi faccio fermare da uno di questi mi sento chiedere se gli do una sigaretta e non gliela do, questi prendono e mi menano. Cioè, io vivo in un paese di merda. È vero, è la verità, purtroppo. Mimmo, sai che io ho la pelle scura, ero a Cologno Monzese, l'ufficio postale, a fare la fila, mi si avvicina un marocchino, io grazie a Dio mi integro bene nella comunità araba, sono come la Boldrini, sono io che mi integro con loro e non viceversa, perché il futuro è quello, soprattutto se la gente andrà a votare per una volta al referendum, quando in Italia non gliene è mai fregato a niente e nessuno. Mi appello al fancazzismo degli italiani per una volta. E questo marocchino mi dice Milano, sono arrivato a Milano nel 2004. Nel 2004 Milano è una bomboniera bellissima. Ora troppi egiziani, troppa gente, ma perché non mandate a casa loro? Non si può più vivere, troppi egiziani. Se anche loro dicono questo, ragazzi, sono più salviniani di Salvini. Qualche problema in questo paese c'è, se chi addirittura è venuto qua come ospite a lavorare si è integrato bene, a parte gli scherzi sull'integrazione, insomma emerge che c'è qualcosa, c'è un problema nella gestione delle migrazioni. Chiaramente in tutti gli altri paesi del mondo si entra regolarmente, solo in Italia per 12 anni chiunque poteva entrare. Questo non va bene assolutamente, perché l'immigrazione clandestina purtroppo è fatta da persone che hanno intenzioni poco lecite. Non lo dico io, lo dice la storia. Pensiamo a quello che è successo in Florida, dove le ondate, Fidel Castro prima le carceri andavano tutti in Florida, e vi lascio immaginare quello che accadeva. Se si lamenta anche chi è arrivato da fuori e che è integrato a casa nostra, vi lascio immaginare. Quindi un invito più a restare a casa l'8 e 9 giugno. Allora, andiamo verso la chiusura. Volevo raccontare una cosa, dire una cosa alla faccia del Consiglio d'Europa. Rapporto Eurispes 2024, io nei sondaggi ho sempre creduto poco, però dice una cosa: cresce la fiducia degli italiani nelle istituzioni, soprattutto nei corpi di polizia, e anche il corpo di polizia penitenziaria, leggo da questo articolo, cresce dal 53% al 59,5%. Ecco qua, il Presidente della Repubblica ha un consenso del 60%, Re Sergio, che ringraziamo e a cui siamo contenti, giustamente la gente a forza di vederlo là si è affezionata. E poi soprattutto, attenzione, il consenso nelle forze dell'ordine in Italia è altissimo. La prima istituzione italiana per consenso è proprio l'Arma dei Carabinieri, il 68,8%. Chiediamoci, insomma, il 66% la Guardia di Finanza e il 63% la Polizia di Stato. Chiediamoci perché le prime istituzioni in Italia sono le forze dell'ordine per gradimento dei cittadini. Evidentemente così razziste e incapaci, come dice il Consiglio d'Europa, non lo sono. Giusto, Antonio? Assolutamente sì, mi trovi assolutamente d'accordo, Fede. Ci tenevo prima di chiudere a dire una cosa, perché l'abbiamo fatto presente noi nelle scorse puntate nella radio, siccome che il mondo carcere è molto particolare, perché ognuno si sveglia la mattina, spara una bomba, poi crea il panico e altro. Noi come Dipartimento Lega
Dipartimento Carcere e Polizia Penitenziaria della Lega, il Dipartimento Sicurezza della Lega, quindi Gianni Tonelli, abbiamo fatto un comunicato congiunto settimana scorsa dove chiedevamo al ministro Giorgetti di intervenire e avevamo parlato con lui, il ministro è intervenuto immediatamente e possiamo dire con totale certezza, vista che comunque è uscita anche una nota da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che gli arretrati del contratto verranno sicuramente elargiti nel mese di giugno, o fuori cedolino o nel cedolino, però una cosa è certa, i poliziotti tutti, parliamo di tutte le forze di polizia, finalmente questo mese si vedranno riconosciuti emolumenti che aspettavano da qualche mese. C'è stato un problema tecnico relativo a NoiPA, ripeto, grazie all'intervento del ministro Giorgetti, del sottosegretario Molteni, del sottosegretario Stellari, il problema sembra risolto e come da una nota del DAP a giugno finalmente vedremo tutti gli arretrati che ci spettano da qualche Allora mese. Antonio, visto che stanno arrivando tutti questi arretrati alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine italiane e anche delle forze armate, e andranno sicuramente a fare la dichiarazione dei redditi, ricordiamoci l'intervento di un movimento che si è fatto in quanto per farli arrivare, che è la Lega. Quindi, visto che andate a fare il 7,30 di 43, 2 per 1000 la Lega per Salvini Premier, almeno riusciamo a mantenere aperta questa radio e informare tutti, visto che è totalmente gratuito e anonimo. Io penso che tu l'abbia già fatto questo, Antonio. Assolutamente sì, ovvio. Ecco. E lo consigliamo, poi di farlo. Non andate a votare, andate al mare, andate al lago, andate in montagna, ci sono posti belli in Italia. Ecco. Quindi che dovete andare a votare a fare il referendum? Andatevi a fare una bella passeggiata. E godetevi la famiglia. Godetevi la famiglia, bravissimo. È una cosa principale e fondamentale. Comunque, alla faccia di tanti sindacati autonomi che hanno fatto terrorismo a manetta, lo diciamo, e questo siamo contenti, perché io e Antonio Fellone ci siamo sempre basati sulle fonti prima di fare le affermazioni. Sulla verità, bravo Fede, assolutamente. Sulla verità. Ecco. Perché sappiamo bene che i nostri colleghi meritano assolutamente rispetto, e quindi il rispetto si dà verso dicendo sempre e solo la verità, bella o brutta che sia. Quindi nessuno domani può dirci avete detto una fesseria, perché noi diciamo solo e esclusivamente ciò che è vero. Questo vale per gli stipendi, questo vale per tutto a 360 gradi, quindi va bene così. Sono contento per i colleghi, così possono magari con questi arretrati farsi una bella vacanza con la famiglia, meritata, perché veramente tutte le forze di polizia del quotidiano fanno dei sacrifici enormi per garantire la sicurezza sul territorio e la polizia penitenziaria per garantire la sicurezza all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari, quindi giusto così. Ecco, e anche aiutare con 7:30, perché se lo fate al computer lo potete fare anche sabato e la domenica, pensate un po', soprattutto anche domenica e lunedì, che se bisogna il referendum, invece di andare a votare, andate a fare la dichiarazione dei redditi e scrivete D come donare 43, 2 per 1000 alla Lega. Lo ricordiamo perché serve, insomma, non si vive di solo pane, anzi di sola aria. Qua bisogna dare il pane a chi in questa radio ci lavora, a chi tutela i diritti e cerca di ampliare i diritti delle forze dell'ordine. Purtroppo c'è un solo movimento in Italia che fa questo, ed è la Lega per Salvini Premier. Visto che insomma è un momento particolare, va detto soprattutto alle donne e agli uomini in divisa di ricordarsi di fare questo, che è totalmente anonimo e gratuito. C'è anche comunque un comunicato ufficiale del NoiPA, che è la branca del Ministero dell'Economia e delle Finanze che si occupa di retribuire i dipendenti pubblici, che dice infatti: forze armate e forze di polizia ad ordinamento civile e militare, novità a giugno, con il cedolino di giugno 2025 il NoiPA applicherà gli adeguamenti retributivi, con emissione speciale verranno erogati gli arretrati alla faccia di chi fa terrorismo da mattina alla sera, alla faccia di chi prende in giro i propri iscritti o fa terrorismo psicologico e pressioni alle persone per fare sindacato. Ecco, quello non è sindacato, quello è sciacallaggio, e purtroppo ci sono ancora tante persone che scambiano metodi criminali per sindacato. Fare sindacato significa tutelare la legalità e tutelare i diritti dei lavoratori, sia chiaro questo. Assolutamente, mi trovi pienamente d'accordo. Ripeto, noi sono anni che diciamo sempre solo la verità, nessuno può dirci su questo avete detto una bugia. Noi diciamo, noi andiamo alla fonte per poi dare una notizia certa, perché non abbiamo bisogno di pubblicità, non abbiamo bisogno di dire cavolate per
avere attenzione. Guarda Fede, una cosa che a me capita spesso, è capitato anche nell'ultimo concorso, i ragazzi che sono partiti dal 26 e l'ultima partenza del 3 giugno, tante persone mi hanno scritto in privato ringraziandomi perché quando ho dato la notizia si è rivelata sempre vera, la data della partenza, il numero di partenti, se facevano scorrimento, se non fanno scorrimento, e ricevo centinaia e centinaia di messaggi su Instagram. Sono contento e soddisfatto perché il 99% di questi messaggi riconoscono la veridicità e riconoscono la lealtà della persona. Questo a me fa piacere perché quando ti viene riconosciuto un qualcosa di positivo vuol dire che stai facendo un ottimo lavoro, e questo lo voglio condividere con voi perché spesso uso Radio Libertà per dare delle notizie, quindi dobbiamo essere soddisfatti tutti perché vuol dire che facciamo un ottimo lavoro. Assolutamente. E voglio ringraziare Max da Milano per il video di Rizzo che ce l'ha mandato lui. Giusto ringraziare i nostri ascoltatori quando ci aiutano, bellissimo, lo manderemo a nastro. E Mimmo, visto che siamo in chiusura, vorrei far parlare anche un po' questo biondo che arriva dal profondo sud, che sicuramente la polizia tedesca, che non è razzista a differenza nostra, di quella nostra, non lo fermerebbe mai. No, non è vero, invece mi hanno fermato a Rosamburgo, mi fecero il test dell'alcol. E io pensavo che appunto tirassero fuori i palloncini, invece no, il poliziotto tedesco mi chiese di alitargli in faccia. Ecco. Hai detto Sprachen Sie Deutsch, Mim? Nein. Comunque, scherzi a parte, ma veramente è una cosa ridicola quando istituzioni di altri paesi si permettono di voler venire a sindacare le cose in Italia, un po' come con la storia della Bolkestein. Praticamente Fritz Bolkestein si inventò tutta una serie di fesserie sui balneari, sugli ambulanti, sui pescatori, ma cioè ognuno dovrebbe prendere e ragionare su cose che conosce, non andare così a sparare a cavolate. Come giustamente diceva prima Antonio, ci sono veramente persone che si mettono a parlare di giustizia, dei problemi della giustizia, addirittura, e qua io lo dico perché appunto io comunque sono neutro in questo senso, ci sono sindacalisti di altri sindacati che si occupano della polizia penitenziaria che forse non sono manco mai entrati in una rotonda carceraria, e però appunto parlano di galera, parlano di carcerati e si riempiono la bocca di cose che non conoscono. Ci sono, è vero come dice Antonio, ci sono tanti che appunto hanno vinto il concorso, donne o uomini, sono stati assegnati, sono arrivati, dopo poco tempo se ne sono andati perché hanno vinto altri concorsi. C'è anche gente che però in effetti, Antonio, e questo a me l'hanno detto in diversi, quando entrano dentro e trovano quello che è la situazione orribile all'interno della galera come lavoratori, non reggono, insomma tanti se ne vanno, perché uno non può andare a lavorare sapendo che appunto a che ora entra e non sapendo a che ora esce. Cioè uno che va a lavorare deve essere cosciente dell'ora di inizio di lavoro e dell'ora di fine, e poi deve essere anche cosciente che se entra sano in una prigione non può uscire scassato perché qualche matto scatenato che sta dentro gli salta al collo o lo piglia alla mettate o lo piglia a bombolette di gas in faccia. Mimmo, perdona il disturbo, voglio ricordare che il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria per una volta sta facendo partire un progetto buono e si chiama Carcere senza lamette. In pratica sono stati selezionati 15 carceri in tutta Italia dove partirà questo progetto pilota, dove non verranno più vendute le lamette né date ai detenuti tramite i volontari, ma si assumeranno più barbieri a carico dell'amministrazione per evitare, insomma, che spieghiamo agli amici che ci ascoltano, molti detenuti si autoinfliggono con l'ausilio delle lamette per radersi la barba, ovviamente le smontano e le usano come arnese per o attaccare altri detenuti o la polizia penitenziaria, qualche volta si cerca di attaccare anche il direttore o il comandante, oppure autolesionarsi per ottenere delle cose. Ecco, per una volta che l'amministrazione penitenziaria investe in un progetto bello, pilota, che speriamo che si estenda in tutti gli istituti penitenziari d'Italia e dà la possibilità a tanti detenuti di imparare un mestiere, quello del barbiere, e di farlo, perché verranno formati e assunti tantissimi detenuti, noi non possiamo che essere felicissimi. Quindi complimenti a chi è venuto in mente questo progetto che le donne e gli uomini della polizia penitenziaria aspettavano da decenni.
E con questo, Antonio, chiudiamo la trasmissione. Va bene Fede, io vi saluto, vi ringrazio sempre per lo spazio che dedicate comunque a un mondo particolare come quello del mondo carcere. Ringrazio a te, ringrazio Mimmo, buon 2 giugno a voi, buon 2 giugno a chi ci ascolta, e l'appuntamento è come sempre a venerdì prossimo per ulteriori notizie. Buona giornata a tutti, viva la polizia penitenziaria e viva il SINAPPE sempre. Grazie, io vi saluto perché questa è l'ultima trasmissione, a giugno non ci sentiremo per ovvi motivi di lavoro, però ci sarà Mimmo e Antonio ogni venerdì a tenere il punto sulle cose che accadono. Una o due volte ci deve essere anch'io, o una o due volte, una volta a giugno ci sarò anch'io, però una sola volta per la gioia di chi ci ascolta. Grazie a tutti, grazie a Sveva, lasciamo la linea alle trasmissioni seguenti. Vi invitiamo a restare sempre in ascolto su Radio Libertà. Buona serata a tutti.